Buonasera a tutti, grazie professor Bernardi per questa introduzione. Un saluto particolare all'onorevole Campa e ringrazio per questo invito. Io vi chiedo scusa, però poi mi sto aspettando, perché adesso cominciano a riprendere anche le serate in presenza, qualcosina, però insomma ci tenevo in modo particolare a essere qui con l'associazione del Circolo Veneto, perché trattate sempre in modo decisamente approfondito e attento dei temi che sono importantissimi per i nostri territori, e la serata di questa sera ne è la conferma. Ringrazio il professor Bernardi per questa introduzione, perché ha dato dei numeri, delle percentuali che già scaturiscono delle riflessioni legate all'autonomia, perché come avete potuto vedere anche nella distribuzione del recovery plan, in realtà molti fondi, che siano in prestito o a fondo perduto, comunque sono proiettati per un processo di riammodernamento, di sviluppo del nostro paese, come abbiamo anche potuto notare soprattutto nella parte finale della vostra introduzione, che invece una parte comunque verrà riservata, secondo me, per andare a sanare situazioni comunque pregresse, per cercare di riequilibrare lo sviluppo del nostro territorio, andando a premiare le 7 regioni del sud. E io da questo punto di vista non contesto questa scelta qua, però dico anche che secondo me il vero passo che dobbiamo fare è anche quello di una politica meritocratica. Cioè, io credo che, rappresentando i 563 sindaci veneti, che sono sindaci tutti virtuosi e indipendentemente dalla tessera di partito, dalla lista civica di appartenenza, sono tutti sindaci che non hanno speso un euro in più di quello che potevano spendere e non hanno assunto un dipendente in più di quello che potevano spendere. Io credo che se da una parte cediamo delle risorse finanziarie per andare incontro a delle esigenze territoriali sacrosante, anche se derivate da mala gestione, perché bisogna anche dirlo, dall'altra noi chiediamo di poter avere altri tipi di agevolazioni. Potremmo avere lo sblocco delle assunzioni, per esempio, come potremmo avere le mani libere, per esempio, nella gestione dei nostri avanzi di bilancio, perché laddove noi riusciamo a spendere qualcosa in meno rispetto a quello che avevamo previsto, la cosa che chiediamo è di non avere un sacco di paletti, vincoli, lacci e lacciuoli che poi ci impediscono di fatto di poter investire anche quelle risorse. Dico questo perché in tutta la partita del recovery plan, e vi parla il sindaco che ha istituito per primo in Italia l'assessorato alle Next Generation, i sindaci comunque non hanno toccato gran palla per andare a realizzare quello schema riassuntivo che il professor Bernardi ci ha spiegato, perché noi di fatto non abbiamo inciso in alcun modo per andare a orientare e modificare quelle percentuali sugli investimenti. Quindi noi fino ad oggi siamo stati degli spettatori. Ovviamente abbiamo supportato e collaborato nel mio caso con la Regione Veneto in modo proficuo, attento e costruttivo, per cercare di portare delle istanze, però di fatto i sindaci in questo momento la palla non l'hanno toccata. Ecco, non vorremmo però che il fatto di non aver toccato la palla prima, quando si decideva come destinare questi fondi, diventasse una caratteristica anche nella seconda fase, perché prima, quando si parlava di autonomia, in questo caso significa territorialità, significa responsabilità e significa sartorialità degli interventi. Allora dico anche ai miei colleghi sindaci, dobbiamo uscire dall'idea che con il Next Generation, con il Recovery Plan, ognuno di noi nel nostro piccolo grande comune si possa andare a realizzare il chilometro, i 2 chilometri di pista ciclabile. Cioè non è questo che stiamo parlando. Dobbiamo parlare però di investimenti sovracomunali, di grandi opere, di opere strategiche, di opere di sviluppo. E per far questo, francamente, dobbiamo fare tutti lo sforzo di uscire dalla mentalità dei campanilismi, pur mantenendo però la nostra idea di campanili. Cioè ognuno di noi è legato ai propri territori e porta avanti le istanze del territorio, però dobbiamo uscire dal campanilismo. Cioè noi dobbiamo capire che con questi investimenti, che riguarderanno le next generation, perché comunque andremo a creare un debito che dovremo sanare negli anni e che vedranno protagonisti le future generazioni, per andare
a rientrare di questo credito che l'Unione Europea ci fa. Abbiamo la responsabilità però di fare in modo che questa opportunità sia davvero un'opportunità e non sia uno sperpero di denaro pubblico. Per far questo però la riflessione che abbiamo fatto insieme alla Regione e con ANCI, e ringrazio qui tutto il personale di ANCI e ANCI SA, so che c'è collegato anche Enzo Muoio che è il direttore di ANCI SA, abbiamo fatto una riflessione severa ma molto sincera per quanto riguarda le amministrazioni locali, perché se noi dobbiamo chiedere l'autonomia da questo punto di vista dobbiamo anche però essere consapevoli che dobbiamo avere competenze, strumenti e conoscenze, perché se ci mancano questi tre elementi poi rischiamo di fare una pessima figura. Parlo di sindaci, attenzione, perché la regione è ben strutturata e ha le idee molto chiare. Quando parlo di sindaci ci sono la città metropolitana, le città capoluogo che hanno anche delle strutture dirigenziali di un certo tipo, ma più scendiamo nelle dimensioni dei comuni, più scendiamo nel dimensionamento degli organici e delle competenze. E quindi la verità è che oggi, se noi andiamo a vedere se i comuni veneti, in generale italiani, ma io oggi mi concentro sui veneti, oggi hanno competenze, strumenti, organico per affrontare questa sfida del futuro, la risposta sinceramente è no. Allora come ANCI non siamo stati a guardare e abbiamo cominciato un processo di formazione e di messa in rete di quelle che sono le competenze che per esempio il comune di Treviso può mettere a disposizione dei comuni limitrofi. Da qui il progetto di Grande Treviso, che è stato anche premiato come best practice, perché il comune di Treviso si è fatto capofila di una progettazione più estesa di territorio, di area vasta, che racchiude anche tutti quei comuni che in realtà non avrebbero alcuna possibilità, ma non per mancanza di volontà, ma proprio per mancanza di conoscenze, capacità organiche. Questa è la verità. Allora, come ANCI abbiamo cercato di costruire questo modello, lo abbiamo fatto sulla mia città, però in realtà insieme all'assessore Calzavara oggi stiamo anche ragionando per creare più macro aree regionali, cioè all'interno della nostra regione, e col supporto della regione, col supporto di ANCI vogliamo dare questi strumenti conoscitivi e operativi a quei comuni che potrebbero comunque cogliere delle opportunità importanti. Ricordo anche che oggi siamo focalizzati sulla Next Generation, no? E sul Recovery Plan, però in realtà questo è il problema che noi viviamo quotidianamente per tutti gli altri fondi europei, perché per poter accedere ai fondi europei è necessaria la progettualità. Per avere la progettualità devi avere i tecnici, per avere i tecnici devi avere un organico importante, perché oggi siamo risicati. Il comune di Treviso in 20 anni ha perso 250 dipendenti. E il vero dramma, vi dirò, il dramma nel dramma, è che quando adesso noi apriamo dei bandi per poter inserire nei nostri organici delle figure professionali preparate, in realtà le amministrazioni pubbliche non sono così attrattive rispetto al privato e quindi il rischio è di non avere nemmeno una qualità alta di professionalità all'interno delle macchine pubbliche. Quindi tante sono le riflessioni che stiamo facendo, però non stiamo qui a piangere nel latte versato e credo che in realtà il progetto che stiamo mettendo insieme con l'assessore Calzavara, che ringrazio perché siamo riusciti in una cosa secondo me straordinaria proprio qualche mese fa sulla trasformazione, sulla transizione digitale. La regione è riuscita ad acquisire un fondo importante e in partnership con ANCI Veneto siamo riusciti a finanziare i 563 comuni su 563 veneti. Cioè significa che ogni comune veneto ha ricevuto una parte di questo fondo da parte della regione in collaborazione con ANCI per andare a digitalizzare quelli che sono i propri archivi e tutta quella la documentazione cartacea che ormai invade, no, i nostri municipi. Abbiamo la sfida fondamentale del super bonus del 110%, cito questo come esempio. In Comune di Treviso ci sono 1500 richieste di accesso a atti. Ho il personale impiegato con lo smart working, quindi al 50% sono a casa.
e dopo gli imprenditori si lamentano perché magari ci vogliono 3, 4 o 5 mesi per ricevere risposte, e hanno ragione, però non abbiamo gli strumenti per poter far fronte a quelle che sono le opportunità del futuro. Ma ripeto, non stiamo qui a piangere sul latte versato, ci stiamo rimboccando le maniche e stiamo creando dei percorsi virtuosi, creando tra l'altro dei modelli sperimentali. Uno su tutti è quello che dicevo prima: Treviso, capofila di un'area vasta di comuni che comprende quasi tutta la provincia, si è fatta promotrice di una serie di progettazioni che oggi porteranno beneficio a tutti quei comuni che hanno aderito, con delle progettazioni sovracomunali, quindi uscendo dalla logica dell'asilo, della pista ciclabile, della ioletta, del parco, perché non stiamo parlando di questo, ma stiamo parlando di opere strategiche, di una visione di città che è totalmente diversa rispetto a quando l'avevamo lasciata prima della pandemia. Cioè, la cosa pazzesca su questa esperienza che stiamo vivendo, che solitamente i cambiamenti, soprattutto di mentalità, prevedono magari qualche decennio, no? Cioè, le città comunque cambiano, perché io, per esempio, in consiglio comunale con me ho la fortuna di avere Giancarlo Gentilini, che ha 92 anni e è stato per 20 anni sindaco della mia città. Però vedo che da quando ha cominciato lui a fare il sindaco a oggi che ci sono io, dopo 25-30 anni, la città è completamente cambiata da un punto di vista della mentalità. Ma nell'ultimo anno e mezzo c'è stata un'accelerazione spaventosa su certi temi, dalla transizione digitale alla sostenibilità ambientale, a tutti quei temi che oggi ci devono assolutamente vedere protagonisti, e che il Recovery Plan ci può dare uno strumento davvero importante di sviluppo per le nostre comunità. Ora sta a noi però, e qui io mi unisco in questa partita alla Regione Veneto, è fondamentale avere maggiore autonomia. Perché? Perché noi sappiamo quelle che sono le reali esigenze dei nostri territori, e noi abbiamo le competenze, le professionalità e la conoscenza per poter poi distribuire in modo adeguato e corretto, in modo soprattutto sartoriale, senza sperpero di denaro pubblico, quelle che sono le risorse che arriveranno comunque dall'Unione Europea. Quindi questo è un po' il quadro che noi sindaci oggi ci troviamo a affrontare. Grande difficoltà da una parte, ma grande voglia di metterci al passo con i tempi e soprattutto di guardare al futuro con grande ottimismo, consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti delle future generazioni, perché noi oggi decideremo come investire questo denaro, ma loro poi dovranno assumersi l'impegno di entrare di questi investimenti. Quindi noi oggi dobbiamo prendere delle decisioni che siano importanti e di sviluppo del nostro territorio. Io, professor Bernardi, molte grazie per questo intervento del sindaco di Treviso, che ha fatto numerosi esempi di fatti che aiutano a trasformare il debito in debito buono, cioè quello che riesce a produrre le risorse innanzitutto con le quali essere pagato, perché il tema sul quale magari non si insiste molto, e gli sono molto grato per il fatto invece di averlo ribadito per 2 volte di fila, è quello che gli investimenti fatti adesso sono investimenti fatti a debito, e questo debito dovrà essere ripagato, e la possibilità che venga ripagato senza sofferenza è dovuta a come la scelta dell'investimento e della sua realizzazione viene fatta. E quindi un debito buono è un debito che pone le condizioni per essere ripagato senza tensioni. Io credo che questa consapevolezza diffusa a livello capillare dei 563 comuni e così via sia un contributo di assoluta qualità in questa fase di tentativo di uscita dalla crisi. Grazie veramente. Grazie a voi per questa opportunità. Resto collegato ancora qualche minuto e poi anticipo i saluti, e grazie davvero a tutti per questa serata. Benissimo. Io chiederei a Paolo di avviare il suo intervento da un punto di vista dello studioso di processi organizzativi, di processi strategici, di economia aziendale,
di sensibilità, di grande sensibilità al modo nel quale il territorio stesso compete, non più soltanto attraverso le sue imprese, ma attraverso il complesso delle condizioni di insediamento che permette. Paolo, ti passerei la parola per concludere questo discorso sul ruolo delle autonomie locali nel piano nazionale di resilienza e recupero. Beh, grazie Bruno, intanto grazie per l'invito, buonasera a tutti, un piacere davvero. Tra l'altro devo dire che i due interventi che mi hanno preceduto hanno detto tantissime cose che pensavo di dire anch'io, ma loro le hanno dette da chi forse anche le vive direttamente, in particolare il sindaco, che mi pare ha toccato dei temi fondamentali, perché come diremo poi fra poco, ma ce lo diciamo tutti, io credo che la grande questione del recovery plan sia la capacità di realizzarlo, perché questa sarà poi la partita vera. Io provo a dare qualche spunto su questa cosa, magari anche guardando un attimo indietro. Questo fenomeno, questo fatto dell'Europa che si è presa a carico in questo modo di ridare uno slancio alle economie depresse dalla pandemia è un fatto straordinario per molti versi, perché innova molto il modo in cui l'Unione Europea interagisce con i paesi nell'economia. Non che l'Unione Europea non faccia cose, non che non abbia un bilancio, non che non finanzi tante cose, abbiamo sentito ricordare i finanziamenti che tutti, io sono stato fino a qualche settimana fa responsabile di un'università, quindi tutti hanno capito che questo andava bene. C'è stato un altro elemento, io credo molto importante, che ha dato uno scossone alla volontà dei paesi importanti dell'Europa di cooperare su questo, che è stata la consapevolezza che il nostro principale mercato per tutti, anche per i tedeschi, è l'Europa. E quindi sostenere l'economia europea è un interesse di tutti i paesi europei, perché insomma, il grande sviluppo del commercio internazionale, che forse ha illuso qualcuno di potersi interessare poco di quelli che gli stavano vicino e di guardare molto a quelli che stavano lontano, evidentemente ha avuto una battuta d'arresto importante e non sarà quello che ci si immaginava. L'altra cosa molto importante è stato il fatto che questo strumento è stato basato sull'uso del bilancio europeo. Non si è fatto come col famoso MES, di cui tanto si dice male, non si sa bene perché, ma insomma, non si è fatto uno strumento ad hoc. Il MES è una società per azioni, una società che raccoglie dei fondi e li distribuisce. Funziona un po' come una cassa peota. Per chi ha familiarità con questa tradizione molto nostrana, con delle regole particolari che vengono decise specificamente per quello. Qui devo dire che la Presidente della Commissione è stata immediatamente molto chiara, con un'azione politica molto forte, ha detto no, questa è partita da bilancio, cioè va sul bilancio, quindi questa è una partita del bilancio dell'Unione. E questo era molto importante. Come si finanzia il bilancio dell'Unione? Prima l'ha ricordato Bruno Bernardi. O ci mettiamo tanti soldi noi tutti adesso, ma evidentemente nessuno lo vuole fare, tantomeno in questo momento, o si fanno debiti. E questa è un'altra importantissima novità. Per la prima volta avremo un debito europeo. Noi abbiamo sempre debiti dei paesi, garantiti dai paesi. Adesso abbiamo un debito europeo. Un debito europeo può cambiare tante cose, intanto perché introduce un'abitudine che poi si perde difficilmente, cioè quella di poter raccogliere soldi nel mercato e usarli per tutti senza doverli tirare fuori dalle proprie tasche, che è una cosa che insomma i governi fanno volentieri. Tra l'altro introduce un debito di un'economia molto, molto forte. L'Europa non è molto indebitata se si confronta con le altre grandi economie, pensiamo agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono molto più indebitati dell'Europa come aggregato. Ha una moneta, quindi questa moneta può diventare ancora di più, può diventare una moneta usata nelle riserve internazionali perché i titoli permettono di fare. Insomma, può cambiare tante cose. È una cosa a cui molti avevano fatto resistenza, in particolare nel nord, i tedeschi anche più a nord. E quindi questa è una novità molto importante perché dà all'Europa uno strumento di politica monetaria, di politica di bilancio che prima non aveva. Importerà anche delle tasse europee, perché alla fine per ripagare questo debito non si potrà fare leva sulla
sull'addizionale, sull'IVA, sul pezzettino di IVA che tutti noi diamo all'Europa, perché non sarà sufficiente. Quindi bisognerà fare delle tasse europee che servono a ripagare questo debito. Questo vuol dire che anche la parte a fondo perduto, in realtà, come diceva bene il professor Bernardi prima, in realtà un po' la dobbiamo restituire tutti quanti, perché quelle tasse le pagheremo anche noi. Però questa è anche una novità importante, perché obbligherà degli strumenti. Quindi c'è un passo politico molto importante su questa cosa, è segnato un cambio di passo che la coppiata tedesca al vertice della Commissione e ovviamente al vertice della Germania ci ha permesso di fare in modo anche un po' inaspettato. Che cos'è il Recovery Plan? Beh, il Recovery Plan è un grande piano di investimenti che è condizionale, cioè con delle condizioni. Quindi i paesi, per avere queste risorse, anche quelle che devono restituire, però sono garantite dall'Europa, non dobbiamo indebitarci noi ai nostri tassi di interesse, non peggioriamo il nostro rating finanziario di credibilità sui mercati, è l'Europa che va a prendere i soldi, il fatto grosso modo si indebita coi tassi tedeschi, pochissima differenza probabilmente, o forse anche nessuna differenza, quindi è un debito che costa poco e non ci appesantisce la nostra capacità di indebitamento autonoma, però poi dobbiamo restituirli, ma non basta restituirli, bisogna anche fare delle cose per riceverli. E le cose che devono fare sono questi appunto interventi strutturali, che sono di vario tipo. Alcuni sono grandi investimenti. Io adesso non vi faccio l'elenco, spero non vi aspettiate questo, anche perché insomma, ci metteremo molte ore e sarebbe molto noioso. E tra l'altro il documento, devo dire, a differenza della prima versione del documento del governo Conte, questo è un documento più preciso, più dettagliato, cioè dice faremo l'alta velocità o l'alta capacità Brescia-Vicenza, ecco, molto preciso, mentre prima insomma erano più enunciati generali. Quindi ci sono anche delle cose già molto chiare, molto precise che sono lì da fare. Faremo la ferrovia che va al Brennero, ecco, per dire una che è vicino alla mia università. Quindi insomma è molto preciso. Quindi ci sono degli interventi strutturali, diciamo infrastrutturali, che hanno delle finalità, quindi ci sono degli obiettivi, non sono facciamo delle buone cose, ci sono degli obiettivi che sono gli obiettivi di ammodernamento del paese, che sono la transizione ecologica, ovviamente ci sono alcuni obiettivi che sono obiettivi in sé, ad esempio l'inclusione, l'inclusione che riguarda varie categorie. Ma sicuramente l'inclusione dei giovani, che sono un grande tema, non a caso si chiama Next Generation Youth, magari perché devono pagarlo loro, che sia per quello che si chiama così, ma perché è pensato insomma anche per creare una prospettiva di maggiore possibilità per i giovani, ma anche ad esempio il grande tema dell'equilibrio di genere, dei problemi che patisce tutto il mondo, ma insomma l'Europa in particolare, e che è un peso sull'economia perché comunque quando una parte della società è in qualche modo meno partecipe dei processi produttivi, dei processi di produzione dell'economia, si perde qualche cosa perché si perdono delle risorse importanti. E questo vale per i giovani, vale per le donne e vale per il tema territoriale, perché c'è un forte tema di inclusione nord-sud, nella convinzione giusta, già stata ricordata prima, che sia più facile sulla carta far crescere un'economia più arretrata, perché ha più spazi di sviluppo, e quindi è evidente che se noi potessimo fare nel sud Italia quello che i cinesi hanno fatto nelle loro campagne intorno a Pechino 25 anni fa, avremo una crescita economica straordinaria, perché parti da economie che sono più arretrate dal punto di vista dello sviluppo e che quindi hanno un potenziale di crescita molto più grande. È anche più facile da realizzare, che si può realizzare addirittura con strumenti ordinari, perché insomma basta metterci il trattore laddove prima raccoglievi il riso con le mani e hai un aumento di produttività straordinario, un aumento di ricchezza. Ora il sud non è messo così male, fortunatamente, però insomma è più facile fare questo. Poi questo è sulla carta, insomma, le idee. Quindi ci sono questi grandi obiettivi di fondo. Non ci sono solo interventi infrastrutturali, appunto abbiamo ricordato, insomma, grandi interventi edilizi, grandi interventi di miglioramento del patrimonio infrastrutturale, che vanno dall'edilizia più sostenibile, perché c'è un grande tema di riconversione verde del sistema, quindi c'è una presa di coscienza del grande rischio che stiamo correndo
di non muoverci abbastanza velocemente sul tema del riequilibrio ambientale, quindi gli obiettivi di contenimento delle emissioni, su cui siamo in ritardo rispetto ai grandi accordi internazionali, che già erano deboli, perché comunque già ci prefiguravano aumenti di temperatura ormai inevitabili. E quindi cambiamenti climatici che tra l'altro stiamo vivendo, perché adesso ci stiamo accorgendo insomma, che le stagioni sono un po' diverse, può essere che sia temporaneo, come dicono i meteorologi, insomma il clima si valuta nei secoli, però insomma ci sembra che stia andando così. Quindi c'è un grande tema di questo tipo. Ma sono anche interventi abilitanti, cioè ci sono 3 ambiti di intervento, di riforme orizzontali, che a mio parere potrebbero perfino sembrare la cosa più importante, se non fosse insomma che poi ovviamente le infrastrutture servono, perché sono interventi trasversali che dovrebbero migliorare la nostra capacità di fare le cose. C'è un intervento molto importante chiamato pubblica amministrazione e giustizia, che, come l'abbiamo sentito prima, noi dovremmo gestire queste risorse e dovremmo mettere la nostra economia in grado di essere più efficiente, perché se non cresceremo di più in termini di PIL grazie a questo intervento, poi noi o chi verrà dopo di noi starà peggio di quanto sarebbe stato se l'intervento non ci fosse stato, perché avrà dei debiti in più, avrà delle tasse in più da pagare e se l'economia non cresce in misura tale da pagare tutto questo starà peggio di come sarebbe stato. Quindi la pubblica amministrazione non solo adesso è una grande scommessa per far funzionare questa enorme grande quantità di soldi che dobbiamo spendere, perché insomma bisogna fare i lavori. La Brescia-Vicenza alta velocità non è che si fa da sola, bisogna fare i progetti, bisogna espropriare le aree, bisogna bandire le gare per gli appalti, bisogna sopravvivere ai ricorsi, insomma non sono cose facili. Chi ci è passato, io del mio piccolo come università ci sono passato, sa cosa vuol dire e soprattutto sa cosa vuol dire in questi anni. Infatti che il sindaco sia andato via, ma vedo l'assessore Calzarà, sono sicuro che anche lui è molto sensibile a questa tragedia della difficoltà che si vive nel cercare di fare le cose con dei tempi spaventosi. Quindi c'è una pubblica amministrazione che deve fare, ma c'è una pubblica amministrazione che è un fardello per l'economia, perché una pubblica amministrazione poco efficiente è un peso per l'economia, sono costi, perché la pubblica amministrazione produce servizi classici di certificazione, di autorizzazione o di tante altre cose. Nel nostro caso poi la pubblica amministrazione fa anche servizi veri, cioè raccoglie le immondizie e distribuisce energia elettrica tante volte o il gas o robe di questo tipo, quindi fa anche servizi proprio industriali. E se questa è inefficienza, queste robe costano. La nostra energia elettrica, lo sappiamo, costa di più di quella degli altri paesi. Costa di più per tanti motivi, non principalmente perché siamo tanto inefficienti, perché abbiamo fatto scelte di produzione di energia particolari e perché abbiamo una serie di oneri di sistema molto bello. Però poi questo costa alle imprese. E questo vale anche per quando si deve pagare direttamente, perché magari c'è una tassa per il servizio, o indirettamente perché paghiamo le imposte con le quali poi si mantiene la pubblica amministrazione, e si deve pagare tutto quello che noi abbiamo nella pubblica amministrazione. Quindi questo è un grandissimo tema. Una pubblica amministrazione inefficiente e lenta, e questo vuol dire costi per le imprese, perché un'impresa che deve lavorare ha bisogno delle autorizzazioni, ha bisogno di avere il via libera a fare le cose, e se questo è lento fa perdere tempo e costa di più, quindi assorbe quote più grandi della nostra ricchezza che invece potremmo destinare a attività produttive e attività di sviluppo. Quindi questo è un tema che non riguarda solo l'oggi, come la giustizia. La giustizia, ci sono anche queste stime sicuramente molto così, insomma, approssimative, ma per dare un'idea, costa, perché un paese che non riesce a risolvere le liti commerciali è un paese dove le imprese non rischiano di investire, perché se poi litigano, anche avendo ragione, sanno che non avranno mai la loro ragione vera, perché in Italia una causa civile ha dei tempi medi che superano i 10 anni. E quindi c'è un intervento sulla giustizia. Poi ci sono degli interventi abilitanti, anche questi molto affascinanti. Il decreto di oggi, io non l'ho ancora visto, adesso cercavo di sbirciare lì in rete, ma insomma è piuttosto corposo. E questi sono principalmente, c'è un'area che si chiama semplificazione e concorrenza. Bellissimo,
Quante volte abbiamo sentito dire tutto questo? Bisogna semplificare. Bisogna semplificare perché per fare ogni cosa è molto complicato. In questi anni qualsiasi pubblico amministratore sa che ogni volta che si è detto semplifichiamo abbiamo scoperto che non si è semplificato, ma più delle volte si è complicato, perché si è aggiunto. E perché anche quando si semplifica nel testo delle norme c'è sempre qualche principio generale di cui ci si è dimenticati e c'è sempre qualche tribunale amministrativo, anche penale qualche volta, che si ricorda che lo potrebbe applicare e che ti viene a cercare dicendo che è vero che non devi più fare la gara sotto una certa soglia, però questo ti introduce altri elementi, ad esempio sulla rotazione dei fornitori, perché se non fai la gara allora devi fare la rotazione dei fornitori e siccome non l'hai fatta chissà quale disgrazie enormi ti capita, sappiamo anche quali. Quindi questa è una grande questione, giustissima, c'è un elenco di cose su cui si vorrà semplificare e oggi è stata creata l'unità, adesso non so il nome esatto, ma insomma è prevista una unità che presidierà la semplificazione, la ricerca delle cose da semplificare. Poi non so chi le deve semplificare, immagino il Parlamento quasi sempre, perché l'Italia tra l'altro è un paese che legifera sulle cose, quindi noi abbiamo le leggi, non regolamenti che dicono cosa fare, quindi bisogna fare il Parlamento, doppia lettura e tutte queste cose qua. Quindi insomma il 2026 non è così lontano dal mio punto di vista. Ma qui c'è una lunghissima parte di semplificazione che riguarda ovviamente i contratti, quella che è la legge sugli appalti, di cui si parla tantissimo in questi giorni, su cui io mi farei poche illusioni, perché da quello che ho sentito, insomma, non mi pare che stia andando nella direzione davvero di una grande semplificazione, ma insomma che riguardano anche l'ambiente, tra l'altro, per cui poi abbiamo questo dissidio tra proteggere l'ambiente, perché questa è una grande sfida, è un grande obiettivo, e dall'altro lato rendere le norme che tutelano l'ambiente meno farraginose, meno complicate, anche col rischio a volte di non essere abbastanza attenti nella tutela dell'ambiente. Io ho vissuto l'esperienza direttamente di una gara per l'acquisto di arredi che è durata 2 anni e mezzo per alcune librerie, perché è uscita la norma sulla certificazione ambientale degli arredi, che è complicatissima, che il produttore non ce l'aveva, la norma è uscita a metà gara, insomma ci siamo persi 2 anni e mezzo, 3 ricorsi, tutto qua. Tribunali che hanno lavorato, avvocati felici e tutto qua. Norme anticorruzione. Da un lato si dice però che bisogna intervenire per ridurre la corruzione, perché questo è un freno all'economia, e dall'altro lato si dice che bisogna anche semplificare. Ecco, perché io quando leggo una cosa mi preoccupo, perché ho vissuto direttamente l'epopea dell'ANAC, grande istituzione, meritoria per tantissime cose, non voglio discutere qui la cosa, che però non ha reso la vita semplice, e chi di noi firma quelle strane cose che si chiamano dichiarazioni sull'antiriciclaggio o quelle cose che devi dire se sei politicamente esposto, che non sai bene cosa vuol dire, ma sai che se si trova sbagliata probabilmente prima o poi ti arresteranno, sa che insomma si fanno un mucchio di carte di cui sinceramente non ho più contezza che abbiano prodotto un miglioramento significativo nel livello di corruzione del paese. Gli indicatori internazionali con cui si misurano queste cose non sono migliorati, però magari saremmo peggiorati di più. Quindi anche questa altra cosa, la concorrenza, altra riforma abilitante, quindi semplificazione e concorrenza, che qui poi bisogna stare attenti, perché ricordiamoci che molte delle norme, ad esempio sugli appalti, sono norme che sono pensate per proteggere la concorrenza, cioè mi obbligano a fare la gara pubblica, a sentire tutti, perché bisogna che tutti abbiano l'opportunità di partecipare. Quindi quando dicono semplificazione e concorrenza mi sembrerebbe un po' un ossimoro, nel senso che le norme sugli appalti, sugli acquisti sono spesso norme fatte per proteggere la concorrenza. Molto di più di quello che l'Europa ci chiede, sapete che le nostre norme sono molto più ampie, quindi concorrenza e corruzione. Vabbè, tutto questo insomma sono le cose. C'è anche una riforma fiscale, ci sono degli obiettivi, delle indicazioni che l'Europa ci ha dato,
quindi c'è una serie di, non so perché l'Europa si sia permessa, ma insomma ci ha detto che ci sarebbero delle cose da fare, la giustizia da sistemare, le tasse da spostare, la tassazione dal lavoro a qualcos'altro. Insomma, ci sono una serie di obiettivi che dobbiamo raggiungere. Tra questi c'è una riforma fiscale, se ne sta parlando tra l'altro in questi giorni, e anche questo mi sembra importante. E poi ci sono le grandi cose, le missioni, le grandi missioni che sono state ricordate prima. Il professor Bernardi ci ha dato anche le cifre, quindi ci sono cifre molto importanti che intersecano tutte queste cose, no? Che sono appunto il grande tema della digitalizzazione, una grande piattaforma di tecnologia che dovrebbe snellire il paese con l'interoperabilità di tutte le banche dati, delle pubbliche amministrazioni che non dobbiamo più fare la stessa cosa 50 volte, ogni volta devo fare una cosa, invece no, tutto è integrato. Insomma, questo richiede una grandissima riforma della pubblica amministrazione, che è prevista, che è citata come un elemento necessario, e che richiede che la pubblica amministrazione abbia persone e strumenti. Ora, le persone della pubblica amministrazione per l'80% nei prossimi 5 anni saranno le stesse che ci sono oggi, non è che verranno deportate. La pubblica amministrazione paga un prezzo altissimo del blocco del turnover degli anni della crisi, dell'allungamento dell'età pensionabile, che è stata molto elevata in alcuni casi, soprattutto nel settore pubblico, soprattutto per il genere femminile, dove hanno aggiunto 5 anni secchi. Insomma, tutto questo ha bloccato il ricambio e ha fatto sì che la pubblica amministrazione, da un lato le restrizioni, il sindaco ricordava prima che ha perso 200 persone in pochi anni, e dall'altro lato l'allungamento dell'età pensionabile, quindi la gente non andava via con la stessa velocità con cui andava prima, ha generato un sistema di persone anziane. Noi abbiamo un'età media elevata, un grado di scolarizzazione inadeguato spesso rispetto alle esigenze, la tecnologia è radicalmente cambiata. Oggi ci aspettiamo che i ministeri romani, non so se voi avete occasione, sicuramente l'assessore sia anche Cesare Campa, ma Bruno, ma insomma molti avranno occasione di vedere, insomma non hai la sensazione che sia il luogo dove avverrà questa rivoluzione tecnologica che in 6, 12, 18, 24 mesi, non ho capito quali saranno i tempi, riuscirà a cambiare la nostra pubblica amministrazione. Quindi sono processi lunghi. Quindi io credo che queste due cose vadano indipendentemente. Da un lato ci sono queste riforme strutturali che servono a modernizzare il paese, principalmente la pubblica amministrazione e molte delle cose che fa la pubblica amministrazione, quindi anche la formazione, la scuola. Ci sono interventi interessanti e importanti per la scuola, l'università, la ricerca, la salute, quindi queste sono le grandi missioni. E dall'altro lato un tentativo di rinnovare un sistema pubblico che è principalmente una delle ragioni dell'appesantimento della nostra economia, cercando di modernizzarlo e di metterlo in condizioni di farci crescere di più. Se si scorre l'elenco delle cose da fare, è difficile non essere d'accordo, perché questo è un po' come se un giorno ci fossimo trovati in un gruppo di persone che più o meno insomma, ne sa qualcosa delle cose, ci fossimo detti: senti, ma tu cosa faresti di buono? E uno dice: ma io farei la pedemontana, io farei la ferrovia di là, tutte cose giuste, che per carità, poi naturalmente la facciamo in modo compatibile con l'ambiente, cioè diciamo anche accompagniamo questo con le cautele in modo da evitare che ci sia qualcuno che dice che non va bene, e chi non la vuole questa roba qua, poi ci sarà sempre qualcuno che non la vuole, ma insomma in generale chi non può pensare che noi dovremmo migliorare il sistema di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, che è disastroso. Adesso non voglio offendere nessuno, ma nel senso che non che assuma male, ma è del tutto scollegato alle esigenze. Un concorso pubblico oggi è una cosa dove ti chiedono di ricordarti la Costituzione italiana, di sapere delle norme, tutte cose che servono. Ma poi il lavoro che vai a fare è un lavoro, devi avere delle abilità, delle capacità, delle skills, delle capacità relazionali, che lì non vengono testate. Allora, chi può dire che non sarebbe bene fare questo? Nessuno. Riusciremo a farlo. Ecco, io non lo so se riusciremo a farlo. Riusciremo a cambiare la scuola nell'introdurre quegli elementi di innovazione nei metodi didattici che qui sono citati, e nel reclutamento degli insegnanti e nella valutazione degli insegnanti. Tutte
cose è belle. Non voglio essere pessimista, però mentre penso che la parte infrastrutturale, le ferrovie, soprattutto quelle che abbiamo già progettato e sono già in fase avanzata di progettazione, il miglioramento dell'edilizia, l'ecobonus produrrà dei risultati straordinari, gli incentivi funzioneranno. Perché? Perché sono un sistema decentrato, perché non c'è una grande regia di ogni progetto, ma ognuno si fa la sua casa e si fa il suo progetto, il suo condominio e migliora la cosa. Allora un sistema decentrato molto, al momento non è molto semplice, tra l'altro speriamo che sia stato semplificato in questo decreto, di incentivi aiuta a far sì che le cose si facciano. Quindi mi sembra più probabile. Credo che anche i grandi lavori, magari con 3-4 anni di ritardo rispetto a quello che diciamo all'inizio, come succede inevitabilmente sempre, anche quando rifacciamo il bagno di casa, insomma, ci si mette sempre un po' di più del previsto, si riusciranno a fare. Quello che io temo è che la parte che dovrebbe mettere il paese non solo più moderno, perché abbiamo delle ferrovie in più, abbiamo quelle strade di cui avevamo bisogno, abbiamo un sistema anche più moderno dal punto di vista del materiale rotabile delle ferrovie, tutte cose che ci sono e con questi soldi se ne possono fare veramente tante. Avremo edifici più ecosostenibili, edifici privati, ma quelle cose che invece toccano questioni che da decenni in questo paese sono al centro dell'attenzione di tutti, la pubblica amministrazione che non funziona o che non è sufficientemente efficiente, un apparato pubblico vecchio, personale che non ha le competenze che oggi servono e che sono necessarie, di modo di cambiare il modo in cui facciamo le cose, rinnovare i processi, innovare radicalmente i processi. Queste saranno molto faticose. Io temo che sarà paradossalmente forse meno difficile spendere soldi nel fare lavori, poi giustamente l'amministratore pubblico dirà che non so di cosa sto parlando perché è difficilissimo prendere soldi, ma queste parti qui saranno molto difficili. Molto difficili perché il sistema è grande, il paese è grande, la pubblica amministrazione è molto estesa e fare una riforma fiscale, venga un'altra cosa che è citata. È bello dire che bisogna abbassare le tasse sul lavoro, ma dobbiamo alzarle da un'altra parte. Tutti sanno cosa si fa nel mondo, si tassano i patrimoni, questo fanno nel mondo gli americani, fanno i paesi anglosassoni, più o meno tanto. Poi i patrimoni sono principalmente le case, perché tutti gli altri patrimoni sono sfuggenti, si spostano, vanno via. Questo è un bel enunciato, poi non so se questo paese sia pronto, abbia la cultura giusta e abbia la volontà di fare questo tipo di cose, o il coraggio di farle, o la forza di farle. Quindi io sono un po' preoccupato che noi abbiamo una grande opportunità di modernizzazione per fare delle cose che tutti, grosso modo, o la stragrande maggioranza pensava che andassero fatte. Ci danno dei soldi per farli, è vero, ci danno dei soldi per farli, ma dobbiamo anche pensare che quello che noi abbiamo speso nell'ultimo anno e mezzo a sostegno dell'economia per la pandemia, cioè i decreti ristori, queste cose qui, non vale ad oggi tanto meno di questi 200 miliardi di cui stiamo parlando. L'ultimo decreto ristori ne vale 40 e quello precedente ne valeva 32 e quello prima adesso non mi ricordo, ma non erano cifre molto diverse da questo. Quindi stiamo parlando di una cifra molto importante, ma non stiamo parlando di una cifra che non avremmo forse potuto trovare negli anni anche noi da soli. Allora, questa è la grande scommessa, è questa qui. La grande scommessa è che questo patto europeo di ripartenza ci porta a fare delle cose perché comunque ci danno dei soldi in più che non avremmo avuto. Queste cose sono cose importantissime, sono cose che, insomma, come dicevo, non sono stratosferiche, non sono geniali, sono cose che sapevamo tutti che bisognava fare. La vera scommessa è la capacità di farle. Da un lato la capacità di spesa, io credo che il sindaco abbia assolutamente ragione, se non c'è una capacità di decentrare questi processi, si faranno forse le grandissime opere, si farà la ferrovia da Verona a Vicenza, si farà l'asse del Brennero, queste magari sì, perché queste richiedono una regia centrale, ma
qua c'è tanto da fare. Gli interventi di ristrutturazione scolastica sugli edifici, di ammodernamento delle infrastrutture, non possono essere governati centralmente, devono essere governati in via decentrata, cercando di rendere la vita un po' meno difficile di quanto non sia stata. Ci sono nel progetto anche delle previsioni sugli effetti economici, perché l'Europa ha detto: mostrateci che questa roba produrrà degli effetti economici positivi. E ovviamente gli effetti economici positivi ci sono, non serve essere degli economisti sofisticati per sapere che se butti 200 miliardi nell'economia in 5 anni hai un effetto positivo sull'economia, perché comunque quelli sono redditi, sono soldi che si spendono, sono imprese che lavorano, insomma sono soldi che girano. Quindi gli effetti ci sono. La stima è che nel 2026 questo piano possa produrre un miglioramento del PIL nell'ordine di una forchetta che va dal 2 al 3,5%. Questa non è una stima assurda, non mette in conto miglioramenti spaventosi dell'efficienza del sistema, della produttività, mette in conto che riusciamo a far fare un salto di qualità alla nostra pubblica amministrazione, al nostro sistema delle infrastrutture, c'è il tema dei trasporti, dei porti, insomma di queste cose, e che scommette di riuscire a fare questo accompagnandolo con una transizione verso un'economia, un sistema più sostenibile dal punto di vista ambientale e verso una società più coesa e quindi meno spaccata fra generazioni, fra generi, fra sud e nord e cose di questo tipo. Quindi accompagna un piano economico con un piano socio-economico, sociale e politico e anche strategico di lungo termine. Quindi dà per scommette di riuscire a farla, ovviamente non si poteva non farlo, però non è che stiamo raccontando che insomma, miglioreremo del 10% il PIL all'anno in 2 anni. Questo non ci avrebbe creduto nessuno. Però è una cosa molto, molto forte. Io penso che soprattutto le riforme trasversali, appunto la pubblica amministrazione, la semplificazione, se non sono fatte con una larga partecipazione, anche di tutti, delle entità che non si fanno. Da Roma non si può pensare di riformare il mondo con delle norme. Ecco, questa è la cosa che io temo. Non sarà una norma diversa sul pubblico impiego che farà diventare la pubblica amministrazione più efficiente. Sarà una capacità di organizzare il lavoro, di intervenire radicalmente sui processi, di cercare di introdurre gli strumenti, ma di introdurli facendoli usare e usandoli per fare meglio ciò che facciamo, che farà cambiare cose. E queste cose non si fanno a Roma, si fanno qui, si fanno a casa, si fanno nei comuni, si fanno nelle regioni, si fanno nelle pubbliche amministrazioni. E quindi questo inevitabilmente deve essere un processo che ha un largo coinvolgimento. Quindi se c'è l'idea che dal centro ci daranno le direttive su cosa fare e tutto miracolosamente avverrà, sarà molto difficile. Dall'altro lato il tema dei progetti, una serie di progetti sono citati, le grandi opere, eccetera, ma poi ce ne sono una serie di obiettivi che riguardano interventi mirati sul territorio, perché passare a una mobilità più sostenibile significa intervenire sulle città, significa cambiare il modo in cui il trasporto pubblico funziona nelle nostre città, vuol dire sviluppare, se piacerà, forme di mobilità diversa, più sostenibili, più flessibili. Questo non lo fanno da Roma. A Roma potranno dire che ci sono dei soldi per farlo, ma questo, come diceva il sindaco molto bene prima, si fa nelle città, si fanno dei progetti nelle città, nelle comunità. Riuscirà un paese come il nostro, che parla sempre di autonomia e poi alla fine spinge sempre per una forte centralità a fare questo, si riuscirà a salvarci dall'idea che per fare presto bisognerà farlo centralmente, perché altrimenti ci vorrà troppo tempo per coinvolgere tutti quanti? Non lo so. Questo mi pare che oggi il risultato dell'incontro della conferenza col governo non abbia dato questo tipo di sensazioni, ma insomma abbiamo anche un governo molto ampio che rappresenta molto bene il paese, insomma, di persone anche capaci. Io spero che ci sia questa volontà di farlo. Ci sono tante cose qui dentro che vedo molto molto difficili proprio sul piano politico, e quindi perché toccare la scuola, toccare la pubblica amministrazione,
vuol dire toccare dei comparti che in tanti anni non si è mai riusciti davvero a riformare profondamente, perché sono cose molto complicate. Forse se sarà un po' di pazienza in più e si avvieranno dei percorsi e si farà un forte coinvolgimento locale, magari si riuscirà a fare un po' anche di queste cose. Io credo di aver consumato più del mio tempo, Bruno, ti vedo che mi guardi male. Grazie Paolo. Di questa così, rassegna, non saprei se chiamarlo di ragionato ottimismo o simile. Il problema è ragionato, nel senso di non certo incondizionato. Vorrei aggiungere soltanto una cosa brevissima. Dicevi molto bene prima che non si possono centralmente governare processi di cambiamento economico e sociale attraverso norme e basta. Io credo che noi soffriamo nella nostra pubblica amministrazione di un eccesso di giuridicizzazione. È una parolaccia, scusate, ma voglio dire che c'è una invadenza incredibile ed esclusiva degli avvocati, non degli avvocati, ma dell'attività di costruzione di norme, di leggi soprattutto, e molto poche di regolamenti, ma di leggi e anche di regolamenti, la quale sottrae spazio a ogni altra cosa. Ci sono delle aree di discrezionalità che dovrebbero essere tipiche delle discipline applicate, delle attività professionali, che invece vengono strettamente regolamentate, rinchiuse in una gabbia che va bene dal punto di vista della coerenza dell'ordinamento giuridico, a volte va male o malissimo dal punto di vista della efficienza nella presa di decisioni e nella loro attuazione. Io credo che la più grande sfida che sta davanti a Renato Brunetta in questi mesi sia quella di riequilibrare il peso, anzi lo strapotere della visione giuridica all'interno della pubblica amministrazione. Ne abbiamo troppa e abbiamo solo quella. Scusate lo sfogo. I tempi sono effettivamente abbastanza avanzati. Noi di solito chiudiamo attorno alle 22, però credo che i temi siano di grande interesse per tutti. Vorrei chiedere all'assessore Calzavara di entrare in questa discussione. Prego. Non lo sento. Eccomi qua, ho perso altri 30 secondi per accendere il microfono. Grazie intanto a Cesare per l'invito, a lei, professore, per l'introduzione, per il sindaco Conte e il professor Collini, che hanno già delineato in maniera, credo, estremamente esaustiva quello che è il quadro nei rapporti col PNR. Ecco, una cosa che può essere di ulteriore interesse per quanto riguarda il Veneto è aggiungere a quelli che forse saranno le risorse messe a disposizione del PNR a quella che invece sarà la programmazione europea 21-27. Con ulteriori risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea. Nel corso degli ultimi anni la Regione del Veneto ha avuto capacità di cofinanziare gran parte dei progetti che si erano prospettati. Adesso cercheremo di aumentare ancora di più la quota di cofinanziamento. Mediamente negli ultimi anni cofinanziamo per circa 65 milioni di euro e ha un effetto moltiplicatore di progetti per circa 350-400 milioni di euro annui. La cifra che adesso stiamo in qualche modo preventivando andrà intorno ai 90-100 milioni all'anno di cofinanziamento, e quindi questo è un'ulteriore risorsa molto più diretta, gestita in termini di progettualità dalla Regione, e credo che possa dare delle risposte interessanti che al momento
non sta dando assolutamente il piano nazionale di ripresa e resilienza per quanto riguarda il rapporto con le regioni. E devo dire che da questo punto di vista, se questo secondo piano, dopo il primo piano Conte che era arrivato al termine del governo Conte, era un piano molto spostato al sud, se non altro questo secondo piano riequilibra, pur avendo una maggioranza di interventi al centro-sud, tiene conto anche della necessità di utilizzare queste risorse per continuare a investire in infrastrutture, quella parte produttiva dell'Italia che è quella che tutte le mattine tira la carretta, paga le tasse e tiene in piedi questo paese. E quindi la consapevolezza che da questo punto di vista, se c'è un gap tra nord e sud, deve sicuramente trovare questa opportunità per essere ulteriormente diminuito, ma non si può dimenticare di quelle che invece sono le necessità di un nord che deve rimanere agganciato a aree competitive come quelle della Germania, della Francia, di quelli che sono i mercati europei, sulle quali poi le infrastrutture, la logistica, la capacità di dare delle risposte in termini reali di costi mantengono le nostre imprese competitive a livello mondiale. Effettivamente poi accanto al tema delle risorse, tante volte noi ci concentriamo sul tema delle risorse, ma credo che sia altrettanto importante il tema delle riforme, e quindi la riforma della giustizia, la riforma del fisco, la riforma della semplificazione, la riforma della pubblica amministrazione proprio intesa nei suoi rapporti anche in termini di riorganizzazione territoriale. Noi ad esempio arriviamo dalla riforma del Rio, che ha abbandonato le province in uno stato vegetativo. Bisognerà fare una riflessione su cosa sono le province, se hanno senso di esistere, e se ha senso di esistere dovranno essere ulteriormente, secondo me, potenziate dal punto di vista dei contenuti, qualora si creda, e da questo punto di vista il presidente Zaia ne è fortemente convinto, che se terminata la questione della pandemia e con queste risorse che ci saranno a disposizione del PNR, il tema successivo sul quale ci sarà da combattere sarà proprio quello dell'autonomia, un'autonomia che però non può essere considerata come un nuovo centralismo regionale, e quindi questa necessità di andare a un riordino territoriale che possa iniziare a comprendere qual è il ruolo delle province, quali sono i ruoli dei comuni capoluogo, anche in termini di soggetti aggregatori di servizi. Noi ad esempio, io sono l'assessore anche all'innovazione digitale, ho scoperto che siamo veramente avanti da questo punto di vista nella capacità di coinvolgere i comuni capoluogo a diventare soggetti aggregatori rispetto a una pluralità di comuni del nostro Veneto, che purtroppo ha una polverizzazione che molto probabilmente non è più capace di rispondere in termini di efficienza ed efficacia nei rapporti col cittadino. Il 23% dei comuni del Veneto è sotto 2.500 abitanti, il 52% sotto i 5.000 abitanti. Ma che dipendente tecnico posso chiedere io a un comune da 1.500 abitanti? Che competenze potrà avere dal punto di vista digitale se gli do anche delle piattaforme abilitanti come sta facendo la Regione? Quindi è un riordino che deve essere pensato in termini aggregativi, dove i servizi dovranno essere estesi su un'area un po' più vasta. È interessante il passaggio legato a tutta la capacità normativa e legislativa che ha il Veneto, l'Italia, poi inevitabilmente anche le regioni, perché poi anche le regioni legiferano, quindi c'è questa stratificazione legislativa che rischia di essere veramente un peso per le aziende, per i cittadini, per chi ha voglia ancora di intraprendere all'interno della nostra regione. E l'altro giorno in un incontro Stato-Regioni con il ministro Colao ha tirato fuori questa cosa, un neologismo, la semplificazione permissistica, cioè siamo arrivati alla semplificazione permissistica, che è, cioè, la dice tutta, insomma, su quello che effettivamente è il problema che abbiamo, dove poi per arrivare ad avere un permesso a costruire devi fare dei camel trophy ormai amministrativi, no? Non hai la possibilità di avere effettivamente questa capacità di dare risposte in termini di tempo, e oggi per chi vuole fare impresa il tempo è assolutamente fondamentale. Il tempo delle risposte è quello che gli permette di decidere se fare o meno un determinato intervento. Prima il sindaco
Mario Conte, col quale mi dispiace, ma insomma, stiamo facendo delle cose interessanti veramente con ANCI. È una cinghia di trasmissione di quella che è la possibilità della regione di intercettare risorse e di farle atterrare immediatamente nei territori importanti, e quindi è questo poi come dire, l'amarezza di fondo anche nella riunione di questa mattina con il governo che ti pervade. E Mario Conte diceva che i comuni non hanno toccato palla. Ecco, se i comuni non hanno toccato palla, le regioni erano sedute in tribuna, credo, da questo punto di vista, perché la sensazione che abbiamo avuto anche in questa riunione questa mattina, che poi si è protratta nel pomeriggio con il tentativo da parte del governo di venire incontro ad alcune osservazioni, ad alcuni emendamenti che erano stati proposti, alcuni di assoluto buonsenso, che sono stati anche accettati, ma mi pare di capire che non c'è volontà da questo punto di vista di istituzionalizzare la presenza delle regioni all'interno della cabina di regia. Questa cabina di regia, che è stata costituita col DL che leggerete domani, è una cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la partecipazione di un ministro a seconda del tema che si va a trattare, e forse di qualche presidente di regione, se è interessato all'intervento di cui si parlerà in maniera puntuale in quella sede. Cioè, quindi non una presenza costante da parte delle regioni, in modo che abbiano un quadro complessivo di quello che è l'impianto del PNR, ma un coinvolgimento parziale. Divide et impera probabilmente è quello che in questo momento ha in qualche modo ispirato questa organizzazione, con la consapevolezza, ma credo che ci sia di tutti, insomma. I presidenti di regione sono ex amministratori locali, è gente di esperienza, cioè gente che comunque sa come ci si rapporta anche a livello istituzionale, e che hanno chiara che l'opera strategica Brescia-Vicenza è un'opera che sarà in capo al governo, perché ci sono alcune opere che effettivamente devono avere questa centralità governativa, proprio perché non possono restare ferme per un veto di uno o dell'altro. Se si ritengono strategiche per il paese, devono avere, come dire, una capacità e una visione che va oltre quella della singola regione, e quelle sono opere che speriamo possano essere realizzate. Ma quello che attualmente manca completamente è la comprensione all'interno di questo disegno di legge, se questo è il contenitore, se la cabina di regia è il contenitore, e come si andranno a definire i contenuti. Cioè, al di là, ripeto, di alcune le grandi autostrade, le grandi infrastrutture, che naturalmente assorbiranno buona parte di queste risorse, ma molto probabilmente, e forse lì si è sbagliato, anche perché si sono create delle aspettative dove dall'ultimo comune, da Rocca Pietre al comune di Venezia, ognuno era convinto di portare a casa qualcosa del recovery plan. E la sensazione in questa fase è che non sia assolutamente così, che molto probabilmente questa centralità di individuazione di progetti strategici di fatto depaupera qualsiasi tipo di volontà, capacità e forza delle regioni di avere un'interazione con i propri territori. La regione del Veneto, vi ricordo, sulla scorta di una sollecitazione al tempo da parte del Consiglio dei Ministri, questo è stato fatto ad agosto dell'anno scorso, aveva presentato un proprio piano regionale per la ripresa e resilienza, un piano composto da 155 schede con un controvalore di 25 miliardi, e questo è il sano pragmatismo dei veneti. Avevamo alcuni progetti già non finanziati, già in fase di progettazione, in particolar modo per il dissesto idrogeologico. Questa era una risposta immediata di poter da parte del Veneto, di avere quelle risorse, di poterle utilizzare e di mettere in sicurezza un territorio fragile come il nostro, così come altre opere che erano state individuate. Però credo che questa sia proprio la differenza, e adesso vedremo nel corso delle prossime settimane, tra una gestione centrale e una gestione decentrata. Guardate, oggi il Veneto festeggia l'inaugurazione di un tratto importante della Pedemontana. La Pedemontana era qualche anno fa un'opera ormai destinata alla morte
realizzativa, amministrativa e finanziaria. Se non fosse stata resuscitata attraverso anche una fantasia dal punto di vista dei finanziamenti della Regione del Veneto, probabilmente sarebbe rimasta lì una ferita sul territorio, e chissà per quanti anni, ma chissà mai se sarebbe finita questa opera qua. Oggi la si apre, la si rende fruibile, è quella famosa opera a debito buono, perché siamo convinti che quelle sono le opere che poi generano PIL, un effetto positivo sul territorio, al di là di pagarsi di per sé, ma hanno sicuramente un effetto positivo su tutto quel territorio particolarmente forte del nostro Veneto. Vi ricordo, insomma, la dorsale tra Vicenza, Montebelluna e Treviso è una delle aree più importanti dal punto di vista produttivo della nostra regione, e quindi oggi finalmente si dota di un'infrastruttura nuova e importante. Ma dall'altra, allora vedete la pedemontana, e dall'altra la banda ultralarga. Allora apriamo un'autostrada che è importante, e sono 3 anni che aspettiamo un'altra autostrada di carattere digitale come la banda ultralarga, gestita da Roma da Open Fiber, inchiodata, non si muove più niente, non si sa più cosa succede. Allora, da una parte ti chiedono l'innovazione digitale, dall'altra la dimostrazione dell'incapacità di una gestione sul territorio nazionale di opere complesse. Il Trentino Alto Adige, non so se il Trentino Alto Adige o la provincia il Trentino Alto Adige, insomma, mi pare che se la sia gestita, è l'unica regione che se l'è gestita per conto suo, ha incablato anche l'ultimo Maso a 3.500 metri di altezza. Cioè noi viaggiamo ancora con l'internet di 10 anni fa, e quindi questa è la consapevolezza e l'amarezza. Adesso cercheremo di comprendere nel corso delle prossime settimane se questa situazione ha un'evoluzione in termini di costruzione di progetti che siano condivisi col territorio, perché poi credo che questa sia la speranza. Cioè, una volta concluso questa cornice, che molto probabilmente era anche necessaria farla, oggi si vada un po' più in profondità, e quindi si comprenda che se le regioni sono state uno straordinario strumento per risolvere i problemi che forse il governo centrale non era in caso di risolvere con la pandemia, bisogna ricordarsi che possono essere anche uno straordinario strumento per far atterrare queste risorse in termini veloci, trasparenti, che non abbiano problemi di carattere giudiziario, e che possono entro il 2026 far effettivamente cambiare il volto di questa nostra regione, che naturalmente ha bisogno di queste risorse, e speriamo che nel corso delle prossime settimane ci sia spazio per la regione del Veneto di arrivare con un cahier de doléances e dire: guardate che a noi questi sono soldi che riteniamo siano assolutamente fondamentali, e che non pensino che con la Brescia-Vicenza o con l'invenzione di un porto offshore fuori di Venezia abbiano messo via il Veneto. Ecco, questa è la speranza e l'augurio, e magari fra un po', appena avremo qualche notizia in più, magari ci ritroviamo e facciamo un po' il punto di questa situazione, che al momento è veramente deludente per quello che è il ruolo anche di carattere istituzionale, e quindi il rapporto oggi, insomma, lo leggerete domani sui giornali, insomma, più di qualche presidente di regione è convinto di ricorrere a Corte Costituzionale, perché si ritiene che sia stato violato il leale rapporto tra istituzioni sancito dalla Costituzione. Quindi le regioni non possono essere considerate come Italia Nostra e sedute a un tavolo quando magari c'è da parlare qualcosa. Ecco, il 114 e gli articoli successivi, insomma, sanciscono in maniera chiara quelle che sono le competenze della regione. Al momento pare che il governo, insomma, di questa cosa ne abbia poca contezza, o ritenga che sia un percorso che rallenti l'attuazione di questo piano nazionale. Io credo che almeno qui nel Veneto, se riuscissero a comprendere qual è la capacità di reazione e di capacità di atterrare questi progetti in qualcosa di reale, queste risorse se ne darebbero molto volentieri. Grazie. Grazie molte. Io credo che la serata abbia visto dei contributi di alto livello dal punto di vista del quanto sono immersi con responsabilità all'interno dei problemi di cui parlano.
questo nel dibattito pubblico è un ottimo obiettivo. Io sono anche molto impressionato dal fatto che persone di aree e di sensibilità diverse siano arrivati tutti quanti con diverse motivazioni, ma con la stessa forza a sottolineare l'importanza dell'autonomia, l'importanza della realizzazione su base territoriale delle riforme, senza distinzione di attività precedenti. Ne ha parlato in questo senso il sindaco Mario Conte, ma in altro modo lo ha ribadito e con molta forza il professor Paolo Collini. Abbiamo sentito adesso l'assessore regionale Francesco Calzavara esprimersi con ulteriori elementi in questa direzione. Io credo che questo tema dovrà continuare ad accompagnare l'attività di confronto del circolo anche nei prossimi mesi, così come l'avanzamento dei progetti, speriamo finalmente con i piedi per terra qui, relativi alla realizzazione del recovery plan nazionale. Io oltre a ringraziarvi e a ringraziare anche tutti gli amici che hanno avuto la cortesia e la pazienza di restare con noi. Siamo partiti in 35-36, poi abbiamo raggiunto i 38 e chiudiamo a 38. Questo vuol dire che anche, scusate, aver sforato un po' rispetto alle nostre abitudini, quando i temi sono così avvincenti e soprattutto raccontati con questa partecipazione e con questa competenza, le cose stanno in piedi bene. Chiederei a Cesare di salutare anche lui tutti quanti i nostri amici e tutti quanti i nostri relatori e di chiudere in questa maniera la serata. Cesare, a te. Grazie, un grazie particolare ai nostri relatori per i bellissimi interventi, un grazie al nostro coordinatore e a tutti coloro che ci hanno seguito. Circolo Veneto tratta da sempre questi temi nella consapevolezza che solamente con la corresponsabilità e con la partecipazione di tutti si possono migliorare le questioni. Quindi la riflessione di oggi è proprio in sintesi totale con il nostro modo di essere, con la nostra missione di associazione socioculturale che ha per nome il Circolo Veneto. Peraltro domani a Mestre alle 11 il Circolo Veneto raggiunge un'altra tappa importante. Apriamo la sede in via Costa della nostra associazione. Se qualcuno è da quelle parti verso le 11 può venirci a trovare e ci sarà un buon bicchiere di prosecco veneto per festeggiare l'apertura. Grazie a tutti, buona serata. So che qualcuno voleva parlare, ma abbiamo sforato i tempi e quindi dedicheremo una serata al nostro coordinatore, dovevo iniziare prima, va bene? Dedicheremo una serata più avanti. A tutti, buona serata e grazie. Se qualcuno viene a domani, va bene? Grazie a tutti.